Questa mattina nell'aula bunker di maestri legali dei 3 kosovari arrestati lo scorso marzo con l'accusa di aver progettato un attentato a Rialto hanno chiesto il rito abbreviato. Raffica di incidenti tra tir lungo l'autostrada A4, in 6 ore ne sono stati coinvolti 11, code e rallentamenti, un ferito grave. Rubato da una casa d'aste veneziana poi fallita un prezioso quadro del Cinquecento recuperato in casa di un facoltoso trevigiano. Dal Ponte degli Scalzi a Campo Santa Margherita anche Venezia ha aderito al corteo rosa per dire no alla violenza nei confronti delle donne nella giornata a loro dedicata. Aiuti solo a chi lo merita davvero. La Giunta Comunale Veneziana ha approvato la delibera del nuovo regolamento per l'erogazione degli interventi di sostegno al reddito. I parrucchieri veneziani uniti hanno raccolto fondi per donare un casco anticaduta dei capelli a chi si sottopone alla chemioterapia. Basket, l'esordio in Europe League per la Reyer è filato liscio come l'olio mercoledì sera al Taliercio. Gli Orogranata hanno battuto gli ungheresi. Edizione veneziana dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. In apertura l'avete sentito il rito abbreviato per i 3 kosovari arrestati lo scorso marzo con l'accusa di aver progettato un attentato a Rialto. Tutti i particolari. Tutti gli imputati hanno fatto la richiesta rituale di emissione del rito abbreviato che è stata disposta accolta dal giudice. L'udienza inizierà per la discussione dell'abbreviato il prossimo 17 aprile. Ci sarà, secondo le indicazioni delle nostre richieste, anche spazio per l'interrogatorio di tutti gli imputati e poi, se necessario, per l'audizione in aula delle parti, delle intercettazioni o comunque per la valorizzazione del contenuto di alcune di esse. Rito abbreviato dunque per i 3 giovani di nazionalità kosovara arrestati lo scorso marzo dopo il blitz congiunto di polizia e carabinieri con l'accusa di aver progettato un attentato a Rialto. La richiesta è stata formulata al giudice dai legali difensori nel corso dell'udienza preliminare che si è svolta nell'aula bunker di Mestre. Il rito abbreviato evita il dibattimento in aula e permette di ottenere lo sconto di 1/3 della pena. Il processo così si caratterizzerà attraverso l'analisi degli elementi raccolti dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari. I 3 che devono rispondere del reato di associazione con finalità di terrorismo sono accusati di far parte di una cellula vicina all'ISIS e di voler progettare un attentato a Venezia. A preoccupare gli investigatori l'ormai nota intercettazione ambientale in cui si sentiva «Con Venezia guadagni subito il paradiso per quanti monafic ipocriti ci siano qua», ad avere una bomba a Rialto, frase pronunciata secondo gli inquirenti da un quarto componente del gruppo, all'epoca 17enne, condannato lo scorso 31 gennaio in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione, sempre con rito abbreviato, e attualmente in una struttura per minorenni in Sardegna. Si è sempre dichiarato innocente, così come gli altri 3 connazionali, eppure sono ritenuti soggetti molto pericolosi in quanto inseriti in un preciso organigramma criminale avente oggetto l'esaltazione del martirio per la causa islamica. Non sta a me stabilito comunque per quello che è il risultato investigativo, direi che non ci sono ragioni per temere dell'incolumità pubblica, francamente. È un'anticipazione di giudizio che non sta a noi esprimere, eventualmente all'autorità procedente, ma allo stato attuale non ci sono preoccupazioni. Mattinata nera lungo l'autostrada A4, in poche ore si sono schiantati ben 11 tir. Raffica di incidenti tra tir lungo la A4. In 6 ore ne sono stati coinvolti 11. Il primo è stato causato all'alba dalla nebbia. Un rallentamento e almeno 5 tir si sono schiantati nei pressi di Portogruaro. La viabilità è andata in tilt. L'autostrada tra la Tisana e la barriera di Portogruaro, lo svincolo che dalla Tisana porta a Venezia, è stata chiusa per le operazioni di soccorso. Un camionista è stato portato all'ospedale ma non è in gravi condizioni. Dopo questo schianto, altri 3 si sono tamponati nel senso opposto per rallentamenti provocati dai curiosi. L'autostrada è stata quindi chiusa anche in direzione Trieste, ma il tempestivo arrivo degli operatori ha permesso di riaprirla dopo una decina di minuti. Inevitabili le code tra Portogruaro e la Tisana.
Poco dopo le 13, altri 3 mezzi pesanti si sono tamponati nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, in prossimità sempre della stazione di servizio Fratta Nord. Ad avere la peggio questa volta il conducente dell'ultimo tir, incastrato nella cabina di guida. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari l'hanno portato in ospedale in serie condizioni. Sul posto anche la polizia stradale di Palmanova. Si è presentato questa mattina in questura a Venezia con un'accetta, la protagonista di questa incredibile vicenda, un 53enne cinese che si è presentato con l'accetta per denunciare alcune persone che a suo dire lo stavano minacciando. Ad accorgersene subito i poliziotti in servizio di vigilanza. Il cinese portava con sé l'accetta nascosta dentro un sacchetto. Non sapendo le reazioni dell'uomo, i 2 poliziotti con Fare Bonario lo hanno tranquillizzato facendosi consegnare l'arma. Dei primi racconti del cinese risulta che l'accetta gli serviva per uccidere i maiali. È stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di arma. E adesso la storia di questo quadro incredibile, rubato in una casa d'aste veneziana, poi fallita, è stato ritrovato appesa alla parete in casa di un facoltoso trevigiano che adesso ha perso diversi soldi. L'aveva appeso nel salotto di casa, uno dei pezzi più pregiati della sua collezione, del tutto ignaro che quello splendido quadro del Cinquecento, raffigurante la Vergine col Bambino e di Santi Caterina, Giovanni Gualberto e Giovannino, era stato rubato 11 anni fa dalle opere di una casa d'aste veneziana in custodia in seguito al fallimento. Il proprietario, o meglio colui che credeva di esserlo, avendo regolarmente acquistato l'opera del valore di 1 milione di euro, è un facoltoso professionista 60enne trevigiano grande appassionato d'arte. Il dipinto ad olio su tela, opera del pittore manierista fiorentino Francesco del Brina, allievo della prestigiosa bottega di Ridolfo del Ghirlandaio, era stata messa in vendita all'asta nel 2007 ed aggiudicata ad un imprenditore di Milano, salvo poi sparire nel nulla quando la casa d'asta è fallita. Da qui è partita l'indagine dei carabinieri tutela patrimonio culturale. Con un'attività di indagine a ritroso abbiamo individuato, scoperto e denunciato 2 persone per ricettazione, un custode che si occupava proprio dell'inventario di queste opere dopo il fallimento e un'altra persona, e siamo arrivati quindi a Treviso seguendo un'attività investigativa che ci ha consentito di ricostruire tutti i vari passaggi che sono stati effettuati nel corso di questi anni. Ecco quindi che i carabinieri sono arrivati a casa del facoltoso professionista trevigiano che penalmente non rischia nulla, salvo vedersi sequestrato il prezioso quadro pagato diverse centinaia di migliaia di euro. L'opera è stata restituita al legittimo proprietario, l'imprenditore di Milano, che per primo l'aveva acquistata all'asta. Uno screzio tra automobilisti è sfociato in rissa a Piazzale Roma, a Venezia. Questa mattina intorno alle 6 è coinvolta anche una donna che stava semplicemente cercando di fare da pacere. È accaduto davanti a diversi testimoni, più o meno all'altezza della rotonda d'ingresso al terminal automobilistico. La scintilla pare un sorpasso pericoloso. La scena ha causato alcuni disagi al traffico, visto che i 2 veicoli appaiati occupavano gran parte della carreggiata. Ad intervenire i militari della vigilanza di Piazzale Roma. E adesso l'8 marzo con la giornata dedicata alle donne, con il corteo rosa e il messaggio lanciato dalle donne che vi hanno preso parte alla politica. Anche Venezia oggi si unisce alle altre 70 città d'Italia in cui le donne e gli uomini si stanno riprendendo il diritto di parola e di scegliere, di cambiare questa società e questo mondo. Un corteo rosa è partito alle 11 dal Ponte degli Scalzi per prendere parte allo sciopero globale delle donne nella giornata dedicata a loro. Una marcia organizzata da Non Una di Meno, che si batte contro la violenza e la disuguaglianza di genere, a cui hanno preso parte anche uomini, arrivata fino a Campo Santa Margherita con striscioni portate da donne di ogni età. Per urlare che c'è bisogno di un cambiamento strutturale della nostra società e della nostra cultura. Poi un
messaggio alla politica che in questi mesi di campagna elettorale, dicono, non ha mai citato nei vari programmi la violenza contro le donne, senza però riconoscere il carattere sistemico della violenza e senza mai porre realmente in questione i rapporti di potere vigenti. Questa giornata si è dovuta scontrare anche con lo sciopero dei mezzi, definito una motivazione sociale. Le corse a CTV però sono state garantite oltre i servizi minimi. E adesso gli aiuti che la Giunta Comunale Veneziana ha approvato su proposta dell'assessore alla coesione sociale in merito a chi ha davvero bisogno. Aiuti quindi rivolti al sociale. Vediamo. Dopo anni si mette mano al nuovo regolamento dei contributi al sostegno al reddito del Comune di Venezia, con l'idea di renderlo più semplice, più flessibile, più utile alle esigenze, ma anche precisare un paio di concetti. Il primo concetto è che ci serve un patto col cittadino, cioè il cittadino quando chiede un aiuto firma un patto con cui si impegna anche a fare delle attività, a iscriversi a un corso professionale, a cercare il lavoro, semplicemente a fare delle attività di volontariato. Questo con l'idea di riattivare quelle potenzialità residue che una persona ha. Si introduce poi un minimo di tempo in cui uno deve essere residente in città per chiedere alcuni contributi, questo per evitare che arrivino da fuori per chiedere il contributo a Venezia il giorno dopo in cui ci sono iscritti alla residenza. E poi c'è un lavoro forte dei controlli, i controlli sui contributi, perché dobbiamo mettere a sistema con dei software particolari con l'idea di evitare i furbetti e rendere più facile invece il lavoro per chi ha bisogno di avere un contributo. Nuove regole nel Comune di Venezia per l'erogazione degli interventi di sostegno al reddito. D'ora in poi, evidenzia l'assessore Venturini, gli aiuti andranno a chi ne ha davvero bisogno, ma non solo. Premiare chi ha veramente bisogno con l'idea di fare con lui un percorso, non di farlo sedere a vita, e quindi di farlo ingaggiarlo in attività che possano risvegliare quelle sue competenze o capacità che può ancora sviluppare, perché alcuni hanno solo bisogno di un aiuto temporaneo per poi rimetterlo in carreggiata, ma anche con l'idea di in qualche modo non più avvantaggiare chi si approfitta del comune per vivere di rendita. In qualche modo questo non accadrà più. Adesso da Venezia ci spostiamo in terraferma, ma andiamo a Marcon, dove sono arrivati 10 nuovi defibrillatori che verranno presto distribuiti tra scuole e palestre. Abbiamo acquistato 10 defibrillatori con l'avanzo di bilancio dell'anno passato, una bella soddisfazione, rispondiamo a una necessità delle associazioni sportive del territorio per un tema molto importante, fondamentale, qual è la sicurezza dei nostri atleti. Le scuole e le palestre di Marcon hanno i defibrillatori. La presenza di un dispositivo in ogni impianto sportivo è obbligatoria dallo scorso luglio, anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e può diventare fondamentale per salvare la vita agli atleti. Verranno installati per l'appunto in tutte le nostre scuole e in tutti gli impianti sportivi del territorio, quindi compresi anche le frazioni di Gaggio e San Liberale. E dà una risposta anche sotto l'aspetto scolastico. Le nostre scuole non erano dotate di questi defibrillatori, la normativa non prevedeva l'acquisto di questi. Noi abbiamo dato una risposta anche sotto questo punto di vista per utilizzare i defibrillatori o il possibile utilizzo anche nelle ore diurne e nelle ore di utilizzo scolastico delle palestre. Il prossimo passo sarà abilitare docenti e personale vario all'utilizzo professionale di questi indispensabili strumenti salvavita. Stiamo assieme alla nostra Croce Verde, la Croce Verde di Marcon, sensibilizzando la popolazione e organizzando dei corsi formativi volti proprio alla formazione di personale specializzato per l'utilizzo di defibrillatori. E adesso un'iniziativa di solidarietà per sostenere chi sta lottando contro una grave malattia, contro un tumore. Vi daremo tutti i dettagli dopo lo spazio dedicato alla pubblicità. A tra poco. Eccoci ancora in onda, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ancora in primo piano l'8 marzo con l'iniziativa dei parrucchieri uniti del Veneziano a sostegno di chi sta lottando contro un tumore. Vediamo. Tutti noi parrucchieri, il 50% dell'incasso lo diamo in beneficenza per comprare questo casco che costa 60.000 euro.
Anche i parrucchieri del Veneziano fanno parte dei 200 tra trevigiani e padovani che hanno deciso di partecipare a Diamo un taglio alla sofferenza, la raccolta fondi finalizzata all'acquisto di caschi anticaduta capelli per le pazienti oncologiche sottoposte a cure chemioterapiche. È molto importante per la donna perché già fare la chemio non è piacevole perché psicologicamente crolla. Poi trovarsi anche senza capelli non riesce a... Allora è l'unico gesto che riusciamo a fare tutti assieme, parrucchieri, non parrucchieri, abbiamo anche tante altre attività che hanno aderito, per regalare un grosso sorriso a tutte le donne. Soprattutto oggi, una giornata bellissima, l'8 marzo, viva le donne sono straordinarie e quindi da sempre cerchiamo di dare serenità, felicità. L'iniziativa è partita dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e quest'anno il casco sarà donato all'ULSS 2. Questa possibilità che viene data alle donne è una possibilità chiaramente per far affrontare quello che è il percorso della malattia in un modo più sereno, molto più che si piacciono di più. E ricordiamoci che non è una questione del dare per il giorno, è il dare sempre. La concomitanza dell'iniziativa con l'8 marzo è altrettanto importante perché dà un significato particolare. Ricordiamo comunque che l'8 marzo non è una festa, è un ricordo di una disgrazia che ha fatto sì che abbia evoluto il pensiero nei confronti delle donne. Anche il gruppo di bikers di cui fa parte il signor Caporella hanno raccolto 1.500 euro domenica, a dimostrazione di quanto importante sia fare rete. Questa città è molto attiva rispetto a tutte le iniziative che riguardano la solidarietà o comunque le donne. Noi ci spendiamo molto anche con l'Ottobre Rosa come amministrazione, dedicato interamente il mese alla lotta contro il tumore al seno, e quindi io sono sicura che sempre di più facendo rete questo può dare sicuramente dei frutti positivi. E la mimosa, simbolo di questa giornata, fiore costato decisamente molto caro ai venditori abusivi. Numerose infatti le sanzioni amministrative comminate dai carabinieri di Mestre, che hanno visto multe arrivare fino a oltre 5.000 euro in un'operazione volta a stroncare, come già detto, il commercio illegale di mimose in occasione dell'8 marzo. I militari dell'Arma hanno controllato numerosi venditori, per lo più stranieri, intenti a vendere a prezzi stracciati i fiori, parte dei quali strappati da piante pubbliche o private, facendo anche concorrenza sleale ai venditori, ai fiorai normali. Insomma, questo per quanto attiene alle multe comminate oggi. Adesso apriamo la pagina dello sport con il basket. La grande partita tenutasi ieri sera al Palazzetto Taliercio, che ha visto la vittoria dell'Umana Reyer contro gli ungheresi. Grande esordio in Coppa Europa per l'Umana Reyer, che mercoledì sera al Palasport Taliercio ha battuto con 32 punti di scarto gli avversari ungheresi per un risultato finale di 83-51. Una bella vittoria, soprattutto perché per 40 minuti c'è stata da parte di tutti i giocatori, tutti e 12 giocatori, una grande intensità difensiva, e questa si è tradotta in tante situazioni di contropiede, ma anche proprio di transizione, di ritmi alti in attacco, che era uno degli obiettivi che volevamo raggiungere. In più un altro degli obiettivi era dare minuti a chi ne aveva avuti un po' meno durante le ultime partite, ma questo è stato possibile grazie al fatto di aver messo la partita su binari buoni per noi. Quindi certamente sono stati 40 minuti di grande attenzione, di grande mentalità, e adesso pensiamo a riposarci domani e poi preparare la partita per Torino. E tra una settimana ci sarà anche il ritorno in trasferta, con un bottino di punti decisamente rassicurante. Ed è tutto pronto per il tradizionale processo Vecia, in scena a Ponte Dante a Treviso, un evento giunto alla sua 52esima edizione nella sua forma moderna, organizzato dal gruppo folcloristico Treviso. Una festa imperdibile che Antenna 3 seguirà in diretta minuto per minuto dalle 21:15 in prima serata.
e fino a conclusione dell'evento attorno alle 22:45. Potrete così seguire tutte le fasi del divertente e ironico processo alla Veccia, che quest'anno avrà un nome che è tutto un programma. Checca Prometto, Vedova Mantegno. Appuntamento dunque a partire dalle 21:15. E prima del processo a Veccia, però, come sempre l'appuntamento con 20:10, la politica in primo piano. Ospite di Ferdinando Avarino questa sera è Alessandro Bisato, segretario del PD Veneto. È tutto per questa edizione veneziana dei nostri giornali. Come sempre vi lascio alle previsioni meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo per qualche isolato piovasco sul Friuli. Ma andiamo nel dettaglio della situazione di venerdì 9 marzo. Sul Veneto qualche foschia mattutina tra Padovano e Vicentino, ampio soleggiamento invece sul resto delle province, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra i 2 e i 4 gradi, valori massimi invece compresi tra 10 e 15 gradi circa. Una lieve instabilità interesserà invece il Friuli Venezia Giulia, qualche debole piovasco sparso infatti sarà possibile sull'Udinese, asciutto e per lo più soleggiato altrove. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile ovunque, tuttavia con cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.